Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. L'uomo non è un robot, senza anima. Io per lei sono stato come un disco che si ascolta e poi si getta via. C'è gente intorno a me, applausi, tu sola non ci sei, ma dove sei? Chissà dove sei tu, canta ancora, perché cantare, canta ancora, cantare ma perché? Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormo accanto a te. Non ti sveglierò, oh no, perché tu sorridi, un bel sogno forse
ciglia chiuse. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Sul soffitto passa un angelo per me, per me. Non ti sveglierò, oh no, 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 perché tu sorridi. Un bel sogno forse ora c'è dietro alle ciglia chiuse. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrà bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Tonino, la grande voce dei Camaleonti. Grazie. E buonasera amici, buonasera Alessia Chelucci. Buonasera Enrico, buonasera a te. Era doveroso Certo. iniziare questa puntata con un omaggio a un grande artista, un artista che ha fatto innamorare tanti di voi, tanti di noi con la sua voce, con le sue parole, con la loro musica, i grandi Camaleonti. 348 80 40 254 è il numero di questa diretta televisiva. Stiamo cantando rigorosamente dal vivo. Aspetta un attimo che vedo delle luci girare. Oh, le ho spente perché sennò mi distraggono, no? Sì. Perché riflettono sul tuo blu e comunque è bello questo vestitino, Grazie. Juanita. Juanita! Grazie mille. Ok, non la faccio la battuta Se che vuoi sei come lo farla, sfondo. l'hai Sì, no, fatta no, no, bene. no, non la faccio. Ti ho detto prima che non la facevo, Vabbè, non la non faccio. farla, mo. E quindi 348 80 40 254 per i vostri richieste, per le vostre domande, per i vostri dubbi. Scriveteci un dubbio e io e la Juanita ve lo risolviamo così, su Certo. due piedi, in diretta. Sono le Problemi, 20:11 e il momento di andare a cantare un grande brano. Cambio il microfono, un brano di una bellezza incredibile. Lei è Mia Martini e questa è E non finisce mica il cielo. Alla voce Alessia Chelucci. È arrivato nel frattempo anche Blasone, quindi ciao Blasone, benvenuto anche a te. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Sarà dolore sempre cielo, fin dove vedo. Chissà se
cielo. Se avrò la faccia pallida e sicura, non ci sarà chi ride di me, perché io avrò qualcuno, perché aspettando te potrei scoprirmi ancora sulla strada e ritornare in me, per ritornare in me, per ritornare in me. Che scaletta questa sera in casa Peretti, amici. Emozioni a non finire, quindi facciamo un gioco tra me e voi. A me piace. Adesso cantiamo ancora un brano, per di più è una richiesta, dobbiamo dedicarla al nostro amico Roby da Torino che l'ha richiesta venerdì, però se ognuno di voi adesso prende il telefono, anche mentre ascolta la canzone, mentre canta la canzone e chiama due amici a caso, sulla rubrica, no? Prendi, questo conosco, chiamiamo, metti un po' sul 13 che c'è una bella canzone, adesso arriva un brano dei Nomadi. E quindi è tutto da cantare. Proviamo un po', provate proprio in questo momento, perché se adesso siamo in 1000 a ballare la Ligalli, Certo. se uno chiama altri due saremo in 2000, poi 3000, 4000. Ma sai cosa sembra? Quando Cosa in c'è? palestra ti dicono tu sei già iscritto, se porti un amico vabbè. tu vieni gratis un mese. Potrebbe essere, sì, ci assomiglia. Una cosa del genere. Brava Juanita, sì, grazie. Adesso, grande richiesta, tutta per Roby di Torino, arriva un pugno di sabbia dei Nomadi. Avevo perso il microfono. Manca un pezzo. Dai a casa con noi, la sapete, tutta. E tutti voglio sentirvi, tutti.
Dedicatissima a Roby, al nostro amico Roby di Torino. Se anche voi volete fare come Roby e sentirvi cantare da noi una canzone tutta per voi, bene, 348 80 40 254 è il numero giusto per entrare qui in questa stanza di Luserna San Giovanni e come E posso fare dire? la richiesta. Sì, ma devono divertirsi. Ah, certo, a casa certo, dovete proprio importante. divertirvi insieme a noi, ok? Pubblicità. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Il mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Vai Belucci! Un mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno ed il giorno verrà. Stanotte amore non ho più pensato a te. Olè. Il mondo, una gran canzone del Jimmy. Direi di sì.
Jimmy Fontana. Voi siete pronti? Ci avete mandato i messaggi al Sì, 348 sì. 80 40 254? Sì, la regia, Fabrizio e regia ha detto che ce ne sono. Ma io ho fatto un errore enorme, una dimenticanza, che non si può. Per i retti non si può. Capra di un capra. E noi abbiamo augurato buon lavoro al nostro Fabrizio e regia. Fabrizio, buon lavoro! Fabrizio, amico nostro, buon lavoro, divertiti. Perché io immagino che sia lì, no? Lui è molto rocchettaro, no? Lo so. E si sente eternità e non finisce mica il cielo, il mondo sarà lì proprio sì, vai, sì, il sì, mondo, sì, sì, mancano 20 minuti, sì. Scherziamo. Non posso dirvi in diretta cosa mi ha scritto, ma posso dirvi che adesso arriva un altro grande brano. Questa sera stiamo viaggiando negli anni 60-70 e arrivano i Collage, altra richiesta, Donna Musica, per voi. A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La portavo sempre a letto, è stato il mio primo amore, sai. Donna, donna, musica tu. Donna, donna, sei un po' di più. Donna, donna, musica tu. Hai sempre una marcia in più. Donna, donna, musica tu. Mi prendi bene soltanto tu. Quando sono insieme a te c'è un concerto dentro di me. Na 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 na. Quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore. È il solo modo che conosco per dar del tuo all'allegria e ascoltare piano un disco insieme alla donna mia. Donna, donna, musica tu. Mi prendi bene soltanto tu. Quando sono insieme a te c'è un concerto dentro di me. Na 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 na. Collage, Donna Musica, per voi, diretta, Casa Peretti. Finita o c'è ancora un Sì, po'? perché sai che duravano poco, le canzoni degli anni 60 sono cortine. Ma mica tanto, questa è... Vabbè, no, è vero, non è... A parte che sul discorso della lunghezza delle canzoni parliamone, perché adesso a Sanremo, ad esempio, se è un brano di 4-5 minuti, anche se può essere il brano più bello di questo pianeta, Non passa? no, devi modificarlo. Ah, ecco. Devi stare, mi sembra, se non sbaglio, nei 3 minuti e 20 secondi, Ah, cioè ecco. hai proprio un limite di tempo. Sì, sì. 348 80 40 254 e anche noi questa sera abbiamo un limite di tempo, ma sono le 20:33, quindi abbiamo ancora più di 25 minuti da stare in vostra compagnia e andiamo avanti proprio con una bella canzone. Diamo un po' di ritmo questa sera, arriva Se bruciasse la città. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un'altra adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un'altra sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io.
80 questa sera in casa Peretti, brava Juanita, Grazie. con Se bruciasse la città. Adesso saltiamo di nuovo un po' indietro negli anni, andiamo a cantare un brano richiesto venerdì per Marco ed Esther, In silenzio. Eccolo qua. No, lo facciamo dopo perché No, ho scritto in silenzio, ma poi mi sono... ho letto noi. bene in silenzio, però poi ho scelto un altro brano, nel senso che ho sbagliato brano. Quindi bisogna capire se in silenzio ce l'ho. Questo è il bello della diretta. Praticamente io ho scritto nella lavagna la loro richiesta, quella giusta, ok? Ma tu ne hai preparata un'altra. Però, sì, ne ho preparata completamente un'altra. Adesso fammi vedere se in silenzio ce l'ho. Nel frattempo, se vuoi raccontare, racconta del numero di telefono e tra poi andremo anche a leggere i messaggi. Oppure eventualmente può darsi che anche la canzone che tu abbia scelto, tutto sommato, a loro non dispiace. Ah, ma noi eccolo qua. Vedi? Eccolo Ok. qua. Solo che non l'ho provato. Vediamo come Vediamo cosa succede. 348 80 40 254 per i vostri messaggi. C'è molto lontano un mondo strano e fantastico. Là non è mai sera, la primavera dura una vita, ma trovarlo non potrò. È finita, c'è il silenzio tra di noi, sì, qui nel silenzio dove nascondo l'anima mia per te, qui in un momento si ferma il pianto e tace il vento, perché sei andata via in silenzio e la colpa è stata mia. Sì. Non so chiuderlo. Mia. Lascialo aperto. Beh, per essere che non l'hai provata, non sta bene. Se bravo. facevo le prove capivo, e non posso farla tutta perché è lunghissima. Devo Ok, ve la cercare... chiude la prossima volta. La chiudo, faccio l'ultima parola e poi la chiusura Perfetto, dell'accordo. benissimo. Questa è Casa Peretti, questo è essere dal vivo, in una trasmissione rigorosamente dal vivo. Tutto ciò che succede qua è ciò che vedete in TV. Vero Juanita? Disastro. No, Non è scherzo. vero, non è vero. Io manderei la pubblicità, poi subito dopo la pubblicità andiamo a leggere tutti i messaggi, che ogni messaggio per noi è una carezza, è un gesto di affetto È un applauso. nei nostri dico sempre l'applauso. Oggi mi sono cercato dei sinonimi, un gesto scusami. d'affetto nei vostri confronti, nei nostri. Pubblicità, che è meglio. Ma prima di tutti i loro messaggi andiamo ancora a fare una canzone. Sì. È una dedica da parte di Gianni per la sua Michela, sempre una richiesta arrivata venerdì, il carrozzone. Eccola qui. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi sotto a chi tocca
però, proprio sul meglio t'ha detto no. Il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia. Tempo per piangere no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Tutti con noi, dai! Bella è la vita che se ne va, vecchi cortini dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, che t'hai imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re. Il carrozzone va avanti da sé. E perché questo nostro carrozzone possa andare avanti ancora tanto, servono proprio i vostri messaggi. E allora andiamoli a vedere, quelli di questa sera, dicendo già all'inizio un enorme grazie amici, grazie. Vai Fabrizio! Ciao Enrico Peiretti, ciao Alessia Chelucci, voglio fare un addio a Antonio Caprizzi. Tonino dei Camaleonti, da Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Grazie Antonio, grazie. Abbiamo proprio iniziato la puntata con un omaggio a 2 brani, L'Eternità e Applausi. Il 5 luglio Adriano compie gli anni e te che sei unico e speciale, auguri. Lucy da Castellamonte, potete mettere la canzone Un anno in più? Grazie, grazie. Quando è il 5 oggi? Il 5? È domani. È domani. È una canzone prevalentemente da liscio, ma vediamo come fare. Se trovo una base, la facciamo. Esprimere un desiderio che ci sia sempre la migliore trasmissione che mi consenta di ascoltare la musica migliore. Eugenio Battaglia di Barzona. Grazie. Eugenio, grazie. Oh, che bello. Posso mille. esprimerlo anch'io, un desiderio? Fatto. Ciao Enrico, mi puoi mettere Malibu 6? Malibu 6? Mi informo se la riesco a cantare prima o poi. Forse. Cade una stella. Scegli la più bella ed esprimi il tuo desiderio. Buonanotte, ciao da Sandra. Questa sera cos'è? Il 10 d'agosto, ragazzi? Infatti, Vabbè, non bello cadano però. le stelle. Grazie. Ma perché loro sanno che ad agosto non andiamo in onda e allora così anticipano un po' le cose. Ogni sera che si vede Casa Peretti come osservare un cielo trapunto di stelle, si resta sbalorditi. Musica fantastica, potrei ascoltare Coriando di Marcella Bella. Baci Dani. La richiesta già da un po', arriverà Coriando di Marcella Bella, come arriverà domani una tua richiesta che avrai con tanto di dedica. Ciao Casa Peretti, presente a guardarvi e sentirvi con la vostra simpatia e buona musica. Michele Gianni da Torino. Ciao Michela, ciao Gianni, grazie. Buon inizio settimana amici, un abbraccio a Alessia ed Enrico da Alfonsina e Germano. Ciao Alfonsina, ciao Germano, grazie. Bravissimi nel ricordo di Tonino dei Camaleonti. Grazie chiunque tu sia, grazie di cuore. Era doveroso. Iniziamo bene la settimana in vostra compagnia. Bravi come sempre. Salutate la mia mamma Caterina, ti voglio bene Cristina. Ciao Caterina. Ciao Cristina, grazie. Un pensiero per un grande artista, bravi ragazzi, indimenticabile gruppo Il Camaleonti. Un abbraccio. Ciao Amedeo. Ciao. Amedeo sarà qua mercoledì. Buonasera, ciao Blasone, ma lo stipendio visto che lavori in TV te lo danno? Milena! Sì, io lo pago in crocchette. Esatto. E che crocchette, poi mica quelle, che crocchette, certo. Altro che stipendio. Stupendo l'inizio dei Camaleonti, grandi ricordi, grazie Enrica, grazie. Ciao Enrico, il mio sindaco Toscani ti saluta e ti ringrazia del saluto. E amico caro, le tue canzoni mi rendono tanto felice. Grazie Maurizio Villadossa. E allora salutiamo tutta Villadossola, sindaco compreso, e un abbraccio a Maurizio. Sempre bravissimo Enrico Alessia con belle canzoni. Visto che sabato nostro figlio Igor e nostra nuora Stefania hanno fatto 17 anni di matrimonio, volevamo fargli auguri da mamma e papà. Grazie cara di Luserna. Allora auguri Igor, auguri e Stefania, auguri. 17
Brava Alessia, punto. Grazie. Tre punti esclamativi. Grazie. Potevano anche metterne 5 o 6, tanto costa niente. Ciao, 9 anni, mi chiamo Tommaso, siete bravissimi. Ciao Tommaso! Ciao! Ciao. Bravissima Alessia, naturalmente, oltre che bella, simpatica, elegante e gentile, cara, eccetera, eccetera. Lore Beppe, grazie di cuore. Grazie. Comunque questi bonifici che fai poi a tutti funzionano, non Ciao. ho un soldo, però. Ciao Blasone, puoi chiederla che Luci se ci canta Lupi solitari di Spagna e poi Certo. Tristezza che va via, della grandissima Ornella Vanoni. Ciao Claudio dalle Valli di Lanzo. Mettiamo per venerdì, cosa ne dici? Sì, Dai, venerdì. posso provare. Altra grande emozione con i nomadi, lo dice Enrica e noi diciamo grazie ad Enrica. Sì. Buon inizio di settimana, bel colore abito Alessia, grazie. Blu, in tema con lo sfondo esatto dello studio. Cantato bene Nomadi Enrico, e bella canzone, Ciro. Grazie Cirasper, Ciao, grazie, Cirasper. ti vogliamo bene. Enrico, toglimi il dubbio. Va bene. Che effetto ti fa Alessia stasera? Per me è favolosa. Beh, per me Alessia ormai è 5 anni che la conosco ed è favolosa tutte le sere. È una donna di un'eleganza, di una bellezza non solo esteriore ma interiore pari a poche. Casa Peretti, Grazie. sempre emozionante, bellissimo inizio, buona serata. Ferruccio da Novara! Ciao Ferruccio. Nostro amico delle grappe, ciao Ferruccio! Intanto glielo ricordi. Glielo ricordo perché non si sa mai. Sto cantando tutta la sera, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Ma Elena. erano di un buono quelle Ma grappe, non ma lo di so, un non ho buono. avuto l'onore. Io non ho mai bevuto una grappa così come quella che mi ha regalato Ferruccio. Grande Alessia, voce melodica. Enrico, il brano che ti avevo chiesto. Ciao da Betta e Tino. Qual era? Ti ricordi? Oibo Betta, oibo Tino. Panico. Ciao Alessia e Enrico, grande musica. Ale, stai benissimo in azzurro come i tuoi bellissimi occhi. Baci, Patti 74 e Family. Grazie. Mi ricordo che Betta e Tina avevano chiesto Ti amo di Tozzi che arriverà domani. Ah. Poi non so se nel frattempo ne ha richiesto un'altra, me la sono volata. Bravi ragazzi, bella scenografia, fa pensare alla canzone di Modugno questa sera, scaletta di brani intramontabili. Laila e Chico, grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Laila e Chico. Ciao Enrico e Alessia, siete sempre il numero 1. Grazie per le belle canzoni. Un abbraccio da famiglia Bizzarra. Hola Bizzarra. Ciao. Grazie. Ciao Enrico e Alessia, bella serata, sempre bravissimi da Alex. Grazie Alex. Ciao Alex, buon divertimento. Bell'inizio col botto questa sera, belle canzoni meravigliosi come sempre. Un salutone a tutti, compresa la regia. Un abbraccio da Gabri Grugliasco, Torino. Ciao. Gabri. Ciao Enrico, ciao Alessia, io e mia moglie stiamo aspettando la nostra dedica di venerdì del carrozzone. È arrivato. Se riuscite, un saluto da Gianni e Michela da Torino. È arrivata e Fatto. non solo, l'abbiamo cantata anche nel sottofondo nei messaggi. Esatto. Un altro giorno triste per la musica italiana, bravi, per come ci ricordate a volte grandi opere che molti giovani non conoscono. Oramai quasi tutte le nostre giovani leve musicali non le conoscono, spinte solo dal business economico e non certo dal talento, dalla fantasia che un tempo ci distingueva nel mondo. Sì, hai ragione, su questo concordo molto, che la musica è cambiata e per quanto mi riguarda è cambiata non in peggio ma molto di più. Ciao raga, quando si può ci si rivede, sempre un piacere, il vecchio Chelu, grande abbraccio, ciao. Grande a te, grazie. È cambiata, cioè testi come quelli di stasera adesso mi dispiace ma se le sognano. Bravissima e bellissima Alessia, Grazie. se le sognano. Peretti, mi prometti che viene martedì e il giovedì viene Valentina a cantare a casa Peretti? Ti prometto che viene domani. Martedì. Sicuro. Giovedì c'è il nostro amico Fiore. Enrico, sei grande, non ti fermi davanti agli imprevisti, bravissimo. Allora ho dimenticato un accordo, non me lo sono scritto, era tutto davvero improvvisato. Enrico e Alessia, coppia perfetta, molto bravi, lo dice Ricky e Rinuccia. Grazie. Ciao Ricky, ciao Rinuccia. Grazie mille, grazie. Prego. Che bello stare qui con i nostri amici sì. a casa, io starei tutta la notte. Ciao a tutti, tra un temporale e una tromba d'aria siamo arrivati prima e così vediamo in diretta Carla e Gianluca, siete fantastici! Grazie ragazzi. Dove siete che ci sono i temporali e le trombe d'aria? Dove sono? Ma oramai non anche Torino basta, sai? Ciao, voglio dedicare alla mia amica Silvia Cantalaura ed Alessia Chelucci simili di Laura Pausini, te la mettiamo in programma? Ricordo che domani sera qui con me ci sarà Valentina Branca, mercoledì c'è Enzo, Piero e Amedeo e poi giovedì, poi vi racconto. Enrico, Tozzi, Tino, arriva domani Tozzi, a meno che non ho ancora tempo questa sera, vediamo un po'. Tu leggi i messaggi Io e leggo i arrivo. messaggi, ciao, no, perché volete dire che 40 anni fa tutte le canzoni erano spinte dalla bravura e non dalle case discografiche? Esatto, no, perfetto, Esatto. perfetto. Hai ragione. Chiunque tu sia, non ti sei firmato, però adesso la casa discografica comunque sia la fa da padrona. Il talento va un po' così. Però, insomma,
bravi anche adesso. Senti, dovevamo finire con Fiorella Mannoia Laiuola. Però io non posso deludere Betta e Tino. Vai La tranquillo. teniamo lì, la cantiamo venerdì. Sì, ti chiedo solo anche un pensiero, perché stasera non volevamo diventare troppo tristi, ma ci ha lasciato anche Irene Fargo, una grande artista che ha portato a Sanremo 2 brani fantastici e magari prossimamente La gliene ricordiamo. dedica. Sì, Magari venerdì, dai. ok. Cantiamo tutti questo brano, dai. Dedicato a tutte le coppie che si amano. Come Tino e Betta. Certo. Amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, 1° maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta, un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che fa, sogna cavalli e si gira e un po' di là, prego, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi farti un po' prendere in giro, l'importante è che facciamo l'amore, vesti la rabbia di pace, cosa vuol dire? È importante che E sia sottane sulla luce io ti. E io voglio ringraziare Fabrizio in regia, Alessia Chelucci, Grazie. sempre la supervisione tecnica importantissima, non l'avete mai visto quasi, ma lui è fondamentale, Giuliano Falco, e un grazie a tutti voi. Se volete rivedere questa puntata alle 23:30 sempre sul canale più bello che c'è, il canale 13, e da domani la trovate su YouTube. La musica è tutta bella, o meglio va gusto, l'importante è che ci sia quella attuale e quella della storia della musica italiana. Giusto. Non facciamo distinzioni, non diciamo che oggi è tutta, no, non ho detto che oggi è tutta spazzatura. Per quanto mi riguarda, per quanto i miei gusti, non c'è paragone tra la musica di una volta, tra i testi di una volta e Casa Peretti nella prova rispetto ai testi di oggi. E questo è un mio pensiero personale, ma un mio pensiero. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Arrivederci. Questo è Enrico Peretti e il suo pensiero. È il mio pensiero.